Amici bellini, dai, ce l'abbiamo fatta. Vi arriva un po' in ritardo, ma perché volevo guardarla bene e i potenti mezzi. Vedi, posso fare un po' di analisi tattica con... non è facile perché non ho tutte le cose a disposizione, ma da Dallas Valerio Fluido è tutto. Lasciate un like per Sfizio. Questi sono i video più importanti per me e credo anche per la community, perché di solito dove vi guardo nell'anima di qua. Di solito, insomma, hanno più senso per voi le analisi ed è interessante capire l'analisi, specialmente quando posso guardare la partita al risultato ottenuto e analizzarla senza avere quella paura. E in effetti iscrivetevi al canale. E in effetti mi diceva uno degli amici abbonati, Francesco, diceva guardala bene che secondo me anche il primo tempo non è stato giocato malissimo e vorrei capire, poi facciamo le pagelle, vorrei capire cosa ne pensate voi, perché è chiaro, in quel momento tu dici ma cioè, dobbiamo andare in svantaggio alla prima occasione, senza voler fare analisi mazzarriane, prendiamo sfortuna. Il Napoli c'era in campo e dobbiamo dirlo. Poi Di Gregorio non è secondo me il migliore in campo dei loro, per me è stato Zerbin, se vogliamo dirla tutta. E il Monza si difende bene, si è difeso bene, sono stati ordinati, ripartivano pericolosamente e il Napoli ha avuto un po' di difficoltà sulle fasce, secondo me, sia da una parte con Zerbin e dall'altra con Colpani, ci infilavano abbastanza. Però io mi sono scritto una cosa, partendo dal presupposto che si è perso un po' di minuti all'inizio per un intervento, perché dobbiamo parlare anche dell'arbitraggio, dobbiamo dare un voto all'arbitraggio e voglio capire se siete d'accordo con me. Perché Anghissà Gagliardini, quel contrasto che ha fatto perdere un sacco di tempo, per me poteva essere fallo di Anghissà, quindi qua già la valuto al contrario rispetto invece ha dato fallo a noi. Ho visto un Kvara, mi sono segnato un Kvara che ha aiutato molto in difesa all'inizio, tutti mi sono sembrati sul pezzo, onestamente. Il problema sul gol è stato che Ngonghe non copre su Zerbin, perché ovviamente noi vediamo il finale dove Juan Jesus non riesce a contrastare di testa Djuric, tornando indietro il cross che viene da Zerbin, Di Lorenzo un po' morbido nel contrastare Zerbin. Però andiamo un attimo prima, perché come vedete dai potenti mezzi io ho segnato quello in blu è Ngonghe, che lascia troppo, quello è il lavoro che fa Politano, che piace agli allenatori. Scusate il flare, c'è il flare, però si vede che c'è troppo spazio e Di Lorenzo deve accorciare al centro, come giusto che sia, perché ci sono due avversari. Quindi quando poi la palla arriva da Colpani a Zerbin, Di Lorenzo è in ritardo ovviamente su Zerbin. Però qua io dico Ngonghe deve fare più fase difensiva. Ngonghe piace, onestamente. Se hai tu sempre la palla, bene. Se c'hai dietro un terzino un pochino più bloccato, bene. Però Di Lorenzo è chiamato a fare tutto quel lavoro di stare a centrocampo, lo ha fatto. Molto dinamici i giocatori del Napoli in questa partita. E insomma, questo è successo e ha portato al gol di Djuric. Il Monza, la squadra che segna di meno in assoluto insieme a noi nei primi 15 minuti. La situazione era questa qui, c'era da morire, ed è chiaro che se tu vedi una situazione del genere con il Monza che ti raggiunge in classifica, ti fai prendere dal panico. Non può essere accettabile. E quindi, dopodiché, che cosa succede? Un tiro di Lorenzo alto, che penso pure di averlo, sì, su degli sviluppi, insomma, guardate che vicinissimo, molto più alto l'XG di questo tiro qua di Lorenzo che non i gol che in effetti abbiamo fatto, perché di difficilissima fattura. E insomma, Di Lorenzo niente da fare. Dopodiché Ngonghe deviato, un tiro di destro, è stato comunque molto attivo Ngonghe, devo dire la verità. E poi mi sono scritto Kvara non benissimo in questa fase della partita, mentre Anghissà non male. Io penso che dopo averla rivista tutta e aver visto tutta la partita di Anghissà era ovunque. Anghissà ha fatto tanta quantità, si è messo a schermo, è andato su tutti e due i lati ad aiutare la costruzione dell'azione e non è un caso che arriva un cross di Anghissà da questa partita. Ecco perché
tutti gli allenatori, anche se noi vediamo prestazioni non eccezionali di Anguissa perché attacca e stacca, ecco perché risulta sempre titolare, perché poi quando fa la partita e non esce dalla partita, fa la differenza a centrocampo. Questo è il problema, secondo me, principale, perché sì, ce la perdiamo con la difesa, è impossibile accettare che Kim venga sostituito con Nathan, va benissimo, ma credo che anche Calzona l'abbia detto, ti deve fare filtro il centrocampo, le mezze ali sono venute meno, nel tempo è venuto meno Zielinski, sono venuti Cajuste, non ha impattato, Traoré poi dopo, insomma è stato lasciato troppo solo Lobotka nella fase difensiva, mentre nella partita col Monza molto meglio Anguissa. Poi c'è il rigorino, io non lo so se ho questa immagine del rigorino, perché il rigorino lo chiama subito, il rigorino, ho questa immagine qua dove si fa vedere, lasciate un like perché devo ricomprare i telefoni, perché le proteste proprio timide, ognuno, non siamo abituati ad accerchiare l'arbitro e quindi costringerli a pensarci due volte, a dare anche un dubbio al VAR. Se queste proteste vengono fatte così, vanno lisci, tranquilli, vabbè, niente, confermiamo la decisione dell'arbitro, e invece no, questo era proprio nettissimo. Poi dopo ci sarà quell'altro su Anguissa, altre contrasti anche con Osimhen, ma questo qua, secondo me, ed era proprio Zerbin, non si può discutere come rigore, perché Ngong è in possesso di palla, sta a 2 centimetri dalla porta, si mette davanti, lo travolge, non è pensabile proprio. Di conseguenza, poi c'è un fallo, ecco perché io voglio dirle tutte le cose arbitrali, c'è un fallo di Juan Jesus su Maldini, Juan Jesus in ritardo, è in debito, secondo me, di Ossi, cioè è lui che adesso, dopo un periodo anche buono, ecco perché non può essere mai titolare inamovibile. Questo è il momento di flessione di Juan Jesus, un po' in ritardo su certi interventi, e questo qua, secondo me, doveva essere giallo, perché io ho sottolineato anche che c'era Kvara, quindi non si doveva dare fallo prima, penso Izzo, insomma, su Kvara, però la palla arriva a Maldini e qua Juan Jesus travolge tutto, e va bene anche fare dei falli, perché dopo ne farà uno importante Ngong per non farli ripartire, perché stavano ripartendo sempre. Però in questo caso ci doveva stare il giallo e non arriva il giallo, quindi le diciamo tutte le cose. Un tiro di Kvara parato che comincia a crescere, perché poi a Kvara darò un buon voto. Il giallo di Ngong bene, perché Zerbin se ne stava andando, e quindi sotto questo punto di vista il tiro di Kvara parato pure ce l'abbiamo, secondo me, che è questo qua. Scusate il flare, qua andiamo sempre peggio. Dovete lasciare il like per buona volontà, perché così non si può fare l'analisi tattica. Insomma, c'era quell'occasione dove Di Gregorio prende la palla, poi travolge anche Osimhen, però sulla ribattuta Kvara era lì e fa una grande parata Gregorio qua, e dopodiché l'azione non si sviluppa. E poi io chiudo il primo tempo scrivendo bene Anguissa, perché Anguissa secondo me ha fatto la differenza. Dopodiché, secondo tempo, si comincia con uno strappo di Lobotka che si prende il fallo, Lobotka anche lui a tutto campo, il gol in offside di Ngong, molto bello, purtroppo offside netto, quindi lì non c'è niente da dire, però vedete che Ngong l'affinità col gol ce l'ha, il fiuto del gol ce l'ha. E poi arriva il momento della follia, della bellezza del calcio di questi giocatori di grande talento, e si parte dalla reaggressione, pressione alta del Napoli fatta bene, e qua viene fatta insieme da Politano e Lobotka, vedete, altissimo, che recuperano il pallone e poi si sviluppa bene. Quindi c'è il primo gol, che è quello là di Osi, che vola come un pazzo, e anche qua Politano che impatta sulla partita, entra fresco, entra vivace, mi sembra meno prevedibile, e da palla ad Anguissa che vedete in zona di ala destra mette un cross. Quanti cross avete visto fare da Anguissa? Nessuno. E invece anche con Osimhen centrocampo ce la ridavamo tra di noi, e invece mette un cross bellissimo, e Osimhen fa una cosa di un coraggio senza precedenti, dice io volo. C'è anche il ponte da parte di Izzo che non riesce proprio a saltare, quindi diventa pericoloso quando ti fanno il ponte, e tant'è vero che lui finisce faccia a terra, però vola proprio Osimhen, fa un gol che non esiste nel mondo, bellissimo.
Dopodiché il gol di Politano ancora di più bellissimo, non lo so se ho una diapositiva, no, però una cosa che vi devo dire, perché la partita di Olivera è di difficile interpretazione, in questo caso è bravo Olivera ad anticipare Birindelli con un colpo di testa e il Napoli si riversa, riempie l'area con tanti uomini, crea il pericolo nel panico e poi la palla finisce, poi fa un gol pazzesco alla Messi, veramente incredibile. Il gol di Zielo ancora più bello, anche qui viene da un recupero alto di Lobo e poi finisce poi a Kvara, fa un movimento Zielinski col controllo orientato che non ve lo dico proprio, Kvara che ci riprova, ma non si ostina a tirare per forza, la scarica e Zielinski fa un gol incredibile. Sul gol di Colpani, perché tutto avviene in pochi minuti, c'è Olivera che scivola un pochino, si trova a metà tra, credo fosse Birindelli e Colpani che gli va alle spalle, scivola e qua, hai capito, prima di dare, sì, perché Juan Jesus lascia il sinistro a Colpani, direi imparabile per Meret, però qua è Olivera che si fa trovare un pochino così, è perché Colpani deve essere di Olivera, poi Juan Jesus va a mettere la pezza, ma è troppo tardi, Colpani fa un gran gol tra l'altro, e poi ci si calma un attimo, perché arriva il famoso rigorino di Frank, io la dico 50 e 50, perché nessuno è in possesso della palla, entrambi guardano il pallone, cercano di andare sul pallone, si travolgono, per me, forse perché sono tifoso del Napoli, è rigore, però su questo qua mi arrabbio di meno, su quello di Ngonge non ce la faccio proprio ad accettarlo. E poi il gol di Raspadori, qua diamo un pochino di merito anche a Di Lorenzo che comunque finisce sempre l'azione, non riesce a trovare il gol ma ci ha provato in varie situazioni, parata di Di Gregorio e tapin vincente di Raspadori. Dopodiché c'è anche una rovesciata di Osi bellissima su un bel lob di Olivera che ha fatto questa partita strana di qualche sbavatura e anche cose interessanti. E l'ultima diapositiva onestamente è questa qui, e cioè la disperazione di Zielinski al gol di Colpani, quasi a rispondere a quelli che di questi non se ne fregano proprio. E invece io ho visto una squadra che se n'è fregata. Ora si dirà negli spogliatoi, sono volate le parole, che si sta dicendo queste cose qua, va bene, però io vi assicuro che riguardando la partita senza il patè del risultato, l'hanno fatta anche nel primo tempo, non sono riusciti, perché il Monza si è difeso molto bene, non sono riusciti a essere impattanti, dopodiché è uscita fuori la qualità dei singoli che quando esce non c'è niente da fare. Però è dopo il 4-2 che io ho continuato a vedere un Napoli che pressava alto, che creava, non siamo in grado di sgonfiare il pallone e di girarcelo tra di noi, rischiamo se facciamo così, e invece no, attaccando sempre con un gioco propositivo è lì che rendi inoffensivi i tentativi degli avversari di venirti addosso e di poterla ribaltare. Il Napoli quando fa così, bene. Ovviamente le sostituzioni, entra Politano al 55esimo per gong e impatta subito, dopodiché al 68esimo va a riposo Zielinski e va a riposo Kvara per Raspadori e Cajuste anche lui 6. Ecco, andiamo ai voti spiccioli. Meret onestamente gli devo dare senza voto, non saprei come valutarlo, non ha dovuto fare una parata, neanche un'uscita, sui 2 gol lo ritengo in colpevolette, quindi senza voto. Di Lorenzo 6,5, un po' meglio delle ultime partite, l'ho visto andare e l'ho visto anche a centrocampo fare le cose che sappiamo fare da Di Lorenzo. 6 Rachmani, che mi è sembrato un po' più sul pezzo rispetto a Juan Jesus, e anche lui sta continuando a dare quell'aiuto, quello appoggio ai centrocampisti, alle mezze ali in attacco, quindi si spinge un pochino di più con coraggio. E Olivera, Juan Jesus 5,5, perché purtroppo perde il duello, non è tutta colpa sua, ma perde il duello, quindi 5,5. Olivera 6 per i discorsi che vi ho fatto prima, poi entra Mario Rui all'80esimo, poco da dire, e do 7 ad Anghissà, l'assist e la partita specialmente. Lobotka anche lui 7, perché lui conferma, non è una novità, Lobotka conferma di stare su tutti i palloni. E Zielinski 7, la bellezza di quel gol, la disperazione ci fa capire che ci tiene ancora, poi dopo andrà a fare
il suo discorso della sua carriera, rispettabilissima. E poi agli attaccanti voglio dare 6,5 a Ngonghe, nonostante insomma lo ritenga responsabile di non aiutare la difesa nel gol loro, però è attivo, molte volte si sono scambiati la fascia con Kvara, il gol in fuorigioco lo fa, si era guadagnato un rigore, quindi se per me è una partita positiva di Ngonghe, do 7 ad Osimhen, anche lui si è fatto tutto il campo con grande coraggio e grande volontà, oltre al gol bellissimo. 6,5 a Kvara, che ha avuto un primo tempo un po' più difficile, però non si è incaponito, ha giocato più per la squadra che per se stesso quando non c'era lo spazio, e quindi per me è una prestazione positiva anche per Kvara. Raspadori 6,5, entra e segna, e Politano 7, se lo merita tutto, impatta proprio bene sulla partita. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutte queste cose, vi chiedo scusa per i potenti mezzi che non funzionano sempre benissimo, però si fa quel che si può quando c'è il che fare. Non vi preoccupate che appena si torna in una situazione più newyorkesca parleremo anche delle parole di ADL, perché ADL ha parlato di nuovo della questione stadio, della questione Bagnoli, le scaramucce, ha chiamato a chiarirlo proprio in radio, proprio oramai un rapporto culo e camicia, i due ragazzi della territoriale, giovane maturo della territoriale, e quindi ne parleremo, perché come al solito mi sembra che si siano state fatte chiacchiere e che di concreto non ci sia nulla, e che c'è sempre la volontà, perché della Redis dici quello no, Manfredi deve decidere, i cittadini napoletani devono decidere, lo vogliono avere lo stadio per il 2032, per gli europei, così, e quindi vuole che Napoli città aggiusti lo stadio e lui continui a stare là, anche perché dice continua a parlare del Manchester City, continua a parlare, no ma c'è lo spazio per la cittadella, lo sport, centro sportivo, stadio, 50.000, 60.000 spettatori, continua a dirlo, ma se le bonifiche si devono aspettare, se ne parla come minimo tra 4-5 anni, di conseguenza a quel punto De Laurentiis sarà pure probabilmente in fase di ritiro, si dovrà ritirare e sarà compito di qualcun altro completare. Per me sono chiacchiere senza distintivo. Da New York, no, da Dallas, perché tra poco c'è l'eclisse o eclissi, che dir si voglia, solare, ed è solare che il Napoli, quando sta sul pezzo, mette in mostra le sue qualità, ci fa anche divertire. Divertiamoci, ecco, divertiamoci, godiamoci. Il percorso non è stato eccezionale, godiamoci il finale del percorso, perché secondo me tra un punto qua, un punto là, degli scontri diretti dove se fai la persona seria potresti avere delle sorprese senza aspettarci più di tanto, perché la siringa è dietro l'angolo. Però divertiamoci, perché io mi sono divertito. Voi?